Si è conclusa la terza edizione del premio Dina Russello che ha avuto un ottimo riscontro in tutti i sensi. Pascal, un bilancio di questa serata? Il bilancio è stato molto positivo perché diversi giornalisti, diciamo, hanno pubblicato i loro articoli e dopo abbiamo avuto dei premiati molto, molto importanti come l'ambasciatore Maurizio Serra, come il magistrato Fabio Pilato, l'avvocato Giovanni Tesè e tanti altri, perché non voglio nominare tutti, diciamo, tutti i premiati. Quindi siamo molto soddisfatti di questa terza edizione, con l'auspicio che faremo anche la quarta edizione perché è stata già annunciata che la faremo tra il 1° luglio e il 15 luglio. Non posso dire ancora la location perché preferisco tenerla un po', diciamo, privata, la location dell'anno prossimo. L'anno prossimo ci saranno altri scrittori che verranno da Milano, da Roma e da Torino, perché già siamo in contatto. Quindi progetti per il futuro? Progetti per il futuro, faremo una presentazione di un mio libro, lo presenterà il magistrato Fabio Pilato, l'ispettore Fabio Fabiano e la dottoressa Mariella Dove? Bruno a Realmonte. Allora, la location ancora non siamo sicuri, Sì. diciamo dove la facciamo, sia al Madison oppure in qualche altro luogo, però se mi date la possibilità verrò a annunciarlo. E quindi presenteremo questo libro, L'arma del potere, è un thriller ambientato fini 50, e qui in Sicilia, al Ministero, al Vaticano, cioè sono dei personaggi che li faccio viaggiare, diciamo, in tutto il mondo. E il secondo sarà questo mio ultimo antologia, che è stato stampato durante il premio letterario, Figli adottivi, dove voi stesso avete presentato anche il brano dei figli adottivi. Quindi, come ho detto prima, sono molto soddisfatto con il mio piccolo team. Abbiamo fatto una bella serata. Devo ringraziare particolarmente alla giornalista Margherita Trupiano, perché è stata veramente una vera signora e una vera padrona di casa, e tutti quelli che ci hanno aiutato, diciamo, a realizzare quella serata che finalmente è riuscita magnificamente. Devo ringraziare anche i commercianti del mio paese che hanno dato, diciamo, hanno partecipato come sponsor, e soprattutto al proprietario Domenico Arena, che ci ha ospitate in quella grande terrazza magnifica che è il Madison di Realmonte, sopra la Scala dei Turchi. E con questo ringrazio TVA di avermi accolto con molta affezione e con molto entusiasmo.